di vestire in questo modo, notate, per far capire che se non sono certamente né interista né juventino. Sono rossonero da sempre e voglio ricordarvi il primo libro, eccolo qua, e non per niente rossonero, eccolo qua. Come state? Spero di trovarvi in ottima salute. Anch'io sto bene, Manuela sta bene, mio figlio sta bene, stiamo tutti bene. Purtroppo questa pandemia ci porta via. Ciao Vocatella, ciao. Grazie delle tue... ci sei sempre. Grazie, 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 grazie. E quindi cosa dirvi? Molte persone mi contattano, ma molti ancora non sanno che non ho un sito dove posso vendere i libri. Quindi voglio ricordarlo, www.giampaolomanca.com. Allora, sempre per voi. Grazie, 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 un bacione. Avete visto James come cresce? Abbiamo appena finito adesso una videochiamata in 4, anzi in 5. Armando, Mara, il bambino, io e la nonna Manuela. Siamo pazzi di lui e non serve che ve lo dica. Ma volevo dirvi una cosa. Allora, faremo la serie, aspetta, specifico, faremo la serie audio-libro, cioè il mio libro lo racconterò io e quindi poi ci sarà anche appunto, si potrà acquistarlo con la mia voce, Grande Giampaolo rossonero per sempre, per forza, sempre, tutta la vita rossonero. Sono rossonero da quando sono nato. E vi stavo dicendo, allora, stanno preparando, mi devo trovare in questi giorni, sarà un lavoro abbastanza lungo perché durerà circa 2 mesi e mezzo, 3 mesi, e quindi i miei libri verranno raccontati da me. Mi hanno contattato il presidente di una casa editrice e mi ha detto: signor Manca, sarebbe disposto? Salvatore Schiano. Ciao Salvatore, buongiorno. Sarebbe disposto a fare il suo libro? Lo deve raccontare lei. Ma certo, ma perché no? È una cosa buona, anche perché spesso e volentieri mi chiedevano: ma perché non fai l'audiolibro, Giampaolo? Ecco, è arrivata l'occasione e lo farò. Per me è una cosa nuova, però il presidente di questa Gottmund, si chiama, mi ha detto: è un bene aggiunto perché la sua voce, quindi chi più di lei può raccontare la sua storia? Naturalmente prendendo spunto dai libri. Quindi, come vi ripeto, sarà un lavoraccio, perché tenete presente che, eh, anzi voglio ricordare a tutti, ecco qua, il secondo è sempre a disposizione, eccolo qua, il diavolo che in quel periodo era sempre vicino a me, mezzo e mezzo. Gli audiolibri vanno tantissimo, ottima idea. Eh sì, cara amica, perché ma già altre persone mi avevano chiesto di fare gli audiolibri, però al primo momento ho detto no, ma dai, vabbè, ho il cartaceo, poi un po' alla volta si impara, no? Quindi ho imparato e nemmeno farlo apposta. Stavo già contattando una casa editrice che fa audiolibri e poi invece è arrivata questa occasione, la Good Moon. Loro fanno serie, quindi sarà una serie e speriamo vada bene. Dai. Io mi auspico che i miei lettori, quelli che hanno comprato il cartaceo, e perché no, anche altri, magari comprano l'audiolibro e così sentiranno la mia voce. Per chi è affezionato a Giampaolo, credo gli faccia piacere. Divento attore? No, attore no. Però sono certo che sarà un libro vero, nel senso che un conto che viene raccontato, viene letto da un attore, ma però, considerando che parlo di me, quindi è normale che ci sarà un'emozione molto, ma molto più vera, e quindi Giorgio Bassani. Ciao Giorgio, mi fa piacere che ci siete.
Ma quel signore che ho visto prima, per esempio, aspettate che Salvatore Schiano. Salvatore, buongiorno, volevo chiederti una cosa, ma ci siamo contattati, tu sei quello di Modena? Magari se me lo puoi dire, grazie. Perché c'ho un signore, un Salvatore da Modena, che mi doveva contattare su WhatsApp, però poi non l'ho più sentito, è per i libri. C'è qualcuno di voi che è lì in questo momento e ha letto i miei libri? Qualcuno mi può rispondere? Grazie. Sì, sono la persona di Oh, Salvatore, non so se tu hai visto, ieri ti ho mandato un messaggio e ti ho messo gli estremi, Giorgio Bassani, io entrambi. E quindi ti ho messo gli estremi, Salvatore, poi vedi tu. Allora, però mi piacerebbe che questo amico, questo Giorgio Bassani, non ricordo se te li ho mandati io o li hai presi in Amazon, mi piacerebbe se ci dicessi cosa, se ti sono piaciuti naturalmente e se hai provato qualcosa nel leggerlo, nel leggerli. Quindi così gli amici sanno che abbiamo, spero un estimatore. Io li ho letti tutti e due, li avevo presi su Amazon. Va bene, dai. Mi dispiace, avremo magari in modo un giorno, Giorgio, ci troviamo, così ti faccio le dediche e, su Amazon naturalmente le dediche non possono esserci, però dovevo essere anche lì a livello commerciale. Giorgio, ci puoi dire qualcosa? Se ti sono piaciuti, eccetera, eccetera. Io tutti e due me li ha spediti. Andrea Grazioli. Ah sì, Andrea, sì. Ciao Andrea. Andrea, mio amico di Brescia. Ciao tesoro. Io tutti e due me li hai spediti te. Andrea di Brescia, sì, sì. Ricordo il cognome. Ricordo il cognome. Il cognome. Andrea, ti sono piaciuti? Penso di sì. Adesso un mio amico dal Belgio mi ha detto: zio, togli quel cappello. Ah, sta guardando la diretta. Fratello mio, questo è un caro amico nostro, è un grande amico. Sono venuti anche a Venezia. Mi fa piacere che mi stai guardando, però il cappello è... Dai, ci siamo illusi per lo scudetto, ma qui non c'è scudetto. Dobbiamo fare una guerra per arrivare secondi per la Coppa dei Campioni. Però dai, speriamo. Io ho sempre detto che non avevamo una grandissima squadra, però siamo giovani e diciamo così ogni anno. Speriamo per il prossimo. Che dobbiamo dire? Da quando è andato via Berlusconi il Milan, ragazzi, non sarà più il Milan di un tempo. Non vedo la potenzialità di qualcuno, anzi ci sarebbero, però devono spendere 200 milioni di euro, 300 milioni di euro, comprare di grandi giocatori e allora possiamo fare il filotto. Ma se restiamo così, non so se ti ricordi, ma già qualche mese fa ci eravamo sentiti sui social. Sì, sì, Giorgio, mi ricordo, sì, certo. Allora, Giorgio mi dice, no, scusa, mi ha detto una cosa, mi sono piaciuti davvero, li consiglio, emozione pura. Grazie Giorgio della pubblicità. Grazie Giorgio. Allora ragazzi, io ho tradotto i libri anche in francese, però dopo la pandemia non sono potuto andare in Francia e quindi non ho potuto promuoverli. A me dispiace questa cosa perché i libri sono stati tradotti da un mio caro amico, possiamo dirne anche il traduttore che è, Sandrino Gazzetta, e speriamo di poter andare in Francia quanto prima. Ciao Giampaolo, buongiorno. Gianmarco Moci, ciao Gianmarco, buongiorno a te. E quindi speriamo di andare in Francia a promuoverli. Anzi, dovrei andare in Belgio dai miei amici Antonio e Pietro. Siamo già d'accordo. Vediamo se mi fanno il vaccino. Penso però che per noi over 60 lo faremo a giugno, credo, giugno-luglio. Quindi io vorrei andare prima, ma comunque se Pietro sei in ascolto, speriamo di vederci presto. Amici miei,
Volevo dirvi una cosa che è strabiliante secondo me. Poi c'è Red Flea, ciao Giampaolo, ciao, ciao Red. Andrea Grazzoli, ciao Giampaolo, un abbraccio, bellissimi, aspetto il prossimo. Certo, certo. Stavo dicendo, ma avete capito che ho avuto dei picchi da 10 milioni? Una roba incredibile. Li ho visti ieri, me li ha mandati un esperto, mi ha detto Giampaolo, ma guarda, hai avuto impressioni per 10 milioni 119 mila persone. Mamma mia, ho preso paura, spavento ho preso. E non è poco, ragazzi. Considerate che io non sono una stella del cinema, non sono un VIP, eccetera, eccetera, non sono un politico, ma fare 10 milioni 119 mila non è male, eh. Certo, se il 10% di sti 10 milioni compravano i libri, compravamo subito la casa. A proposito di casa, ragazzi, un po' le cose si son fermate, anche la vendita dei libri non va benissimo, perché purtroppo soldi non ce ne sono in giro, è comprensibile, con questi gravissimi problemi la gente non va a spendere i soldi per i libri. Io li capisco. Ragazzi, se cominciate a leggere i libri di Giampaolo, non riuscirete più a staccarci, finché non vi calano le palpebre. Grazie, grazie, grazie. Questo è Giorgio Bassani. Grazie Giorgio, grazie infinite. E quindi stavo dicendo che il costo della casa si aggira veramente con tanti soldi, tanti, tanti soldi. E quindi speriamo di farcela per il 2022. Come ho detto, cioè il 2022 c'è l'altro libro, il terzo. Io avevo dato una scadenza alla vendita di tutti i libri, sono 5, ma vorrei farlo un po' prima. E poi nel frattempo vendiamo gli altri 2. Comunque dai, speriamo bene, speriamo che le cose vadano per il verso giusto. Io sto sempre parlando con tutti e allora hanno paura di venire a Venezia per la pandemia e hanno paura di iniziare le riprese e poi magari facciamo la fine di Tom Cruise che ha dovuto sospendere il suo film a Venezia. Comunque vi posso annunciare che il film che faremo sulla mia vita, la produzione è una bomba ragazzi, bomba. The Italian Job, vi dice niente? E qui mi fermo. E poi c'è la serie televisiva che anche quella faremo sicuramente, però come vi dicevo vogliono venire in sicurezza e se non c'è questa sicurezza non se ne parla. Avevo anche il contratto con i russi, la ProLab, per il mio amico, col mio amico Nicolai, è tutto fermo anche lì. Siamo qui, dai, aspettiamo che intanto per la collettività che questo grave problema si risolva e poi naturalmente per tutto il resto che comporta tutto quello che è accaduto in questo anno. Mannaggia la miseria, se mi avessero detto che ad aprile del 2021 avevamo ancora la pandemia, avrei detto ma, però ragazzi ci siamo ancora, voi sapete meglio di me che è una cosa universale, abbiamo avuto tanti morti anche in Italia. Ah, a proposito, si sono accorti adesso che bisogna tutelare le persone anziane, dopo 120.000 morti. Volete che vi racconti una cosa? Mio suocero, deve ancora fare il vaccino e ha 89 anni. Che vi posso dire? È una vergogna, una vergogna. Ragazzi, voglio ricordarvi ancora, ecco qua, questo secondo libro, un giro dantesco nelle carceri di massima sicurezza italiane e naturalmente c'è il primo, eccolo qua, all'inferno ritorno 36 anni senza libertà. Qui la mia faccia da giovane, qui avevo 36 anni, eccolo qua Giampaolino, il doggetto. E qui naturalmente più vecchio, questa è una foto scattata dal mio amico Amerigo Vianello, grande fotografo, e qui eravamo sopra la terrazza del Danieli, stupenda, questa è una foto meravigliosa secondo me, io col mio bel cappello bianco,
Va bene, voglio ricordarvi allora che il sito www.giampaolomanca.com. Cosa dirvi? Grazie che mi avete visto, speriamo che le cose vadano un po' meglio, ci sentiamo presto, contattatemi nei social, contattatemi YouTube, io sono a vostra disposizione. Vi auguro a tutti tanta salute perché è importantissimo e come vi dicevo, speriamo che questa cosa, la pandemia intendo, finisca al più presto. Vi voglio ringraziare dal profondo del cuore, ci siete sempre e questa cosa per me è troppo importante, a prescindere dalla vendita dei libri, eccetera, eccetera. Però vuol dire che la gente è affezionata a me e questo a me fa tanto, tanto, tanto piacere. Ragazzi, vi mando un bel bacione dal vostro Giampaolo Manca, eccolo qua, rosso nero a vita fino all'ultimo respiro. Vi amo tutti. Ciao. Sì, certo, saluto la Manuela e viva San Marco, sempre, sempre. Forza Venezia, forza Venezia. Ciao a tutti, grazie ragazzi, vi voglio bene, grazie.